Rigorosamente live il nostro hashtag per gli eventi che vi regaliamo, vi offriamo sul canale 113 del Digitale Terrestre. Siamo a Butrio per quella che è la seconda partita casalinga davanti ai nostri teleschermi dei Madrax, campionato di PowerCell hockey in carrozzina. Madrax all'inseguimento dei punti che possono valere la qualificazione ai playoff, ospitano l'insidiosa squadra dei Magic di Torino. Madrax con la classica divisa nero-verde o verde-nero, Torino che giocherà con i colori giallo-blu. Madrax Torino è una partita che ci dà l'opportunità anche di vedere quali siano i progressi della formazione di coach Ivan Minigutti, che nella gara precedente, gara casalinga, avevano dato filo da torcere ai campioni d'Italia dei Black Lions di Venezia, perdendo per 3-5 in quella che è stata una prima assoluta in diretta di una partita di PowerCell hockey su scala nazionale. E ci fanno piacere i complimenti che abbiamo ricevuto anche dalla federazione e da tutti gli amanti e gli appassionati e tutti coloro che si interessano di questa disciplina, anche perché il nostro impegno è sempre rivolto a dare visibilità soprattutto a chi visibilità non ne ha tanta sui mezzi di informazione e sugli organi di stampa televisiva soprattutto. Quindi Madrax Black Lion Venezia è stata vista da molte persone anche in differita e anche in modalità on demand sul canale YouTube di DFVG Sport Channel della Communication. Ci fa molto piacere e oggi siamo tornati molto volentieri per questa sfida che vede i Madrax opposti a Torino. Andiamo a vedere anche i roster in campo. La partita inizierà tra qualche minuto. Siamo ancora nelle fasi di allestimento delle macchine e della struttura e siamo pronti anche per la presentazione. Io andrei con gli effetti di fondo. In attesa che comincino in attesa che cominci la presentazione delle due formazioni, io vi dico che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook dei Madrax e saluto tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso il social network. Un grande apprezzamento per l'interesse, un grande ringraziamento per essere qui a tifare e a supportare i verde nero per questa sfida contro i Magic di Torino. E allora siamo pronti per le presentazioni, andiamo con gli effetti di fondo. Chiama Madrax Udine, sono felici di ospitarvi in questa seconda giornata di partite casalinghe dove affrontiamo niente poco meno che gli amici di Torino, Magic Torino. Benvenuto Magic Torino. Ma se l'abbiamo messa 4,5, che cazzo fa? Gli arbitri sono i signori Toldo e Sacilotto, due fischietti di provata esperienza anche internazionale. Bene, ci teniamo a ringraziare in modo particolare. Si sente bene, scusate? No, anche Massa. No, io dicevo no a lei. Ci teniamo a ringraziare l'amministrazione comunale di Butrio, vediamo se c'è qui qualcuno, no? C'è qualcuno che viene qua a fare un saluto per questa disponibilità estrema che quest'anno ci dà questo magnifico palazzetto. Buongiorno a tutti, grazie alla Madrax. Sono il vice sindaco di Butro, porto un saluto a tutta l'amministrazione, il sindaco, penso sia in arrivo anche lui, di tutta la giunta comunale. Vi ringraziamo per questa collaborazione che siamo riusciti ad avviare dall'inizio di quest'anno. Diciamo, l'abbiamo pensata già
auspicata l'anno scorso quando siamo stati a vedere quelle di Martignano, quindi per noi è un onore ospitare questo campionato di Serie A di Powerchair Hockey e basta. Buona partita, buon divertimento e mi raccomando ai tifosi di Sercalderosi come al solito nel sostenere la nostra squadra di casa, veramente in bocca al lupo anche ai nostri ospiti e buona partita. I saluti del vice sindaco di Buttrio in rappresentanza dell'amministrazione comunale, c'è anche il sindaco in arrivo, dato in arrivo qui nella palestra polifunzionale del comune di Buttrio. I ringraziamenti anche per l'ospitalità per questa sfida e soprattutto per tutte le partite interne dei Madrax di Udine che hanno trovato proprio qui a Buttrio la loro casa per questa stagione 2018-2019. D'Orlando, Sanitaria Zappetti, Midolini, Wind Giamone del Friuli, Antica Osteria da Pozzo, 80-20 Burger Bar, Onoranze Funebri Sordo, Unione Italiana all'Opera di Sofia Muscolari, Comitato Sport, Cultura e Solidarietà e il Centro Nazionale Sportivo Libertas. Inoltre, la partita di oggi, come la prima casalinga, verrà trasmessa in diretta su FVG Sport Channel PHTV con il commento di Francesco Tonizzo. Un grande applauso anche a Francesco Tonizzo che ci permette questa diretta e che è al nostro fianco anche lui con costanza, pazienza. Grazie Francesco. Bene, e adesso chiediamo un grande applauso, come abbiamo fatto per il nostro amico Ciccio, anche per un giocatore che ci ha lasciato della Magic Torino, che è Mirko Tomasini. E dopo gli applausi e i ringraziamenti di Vito anche il giusto tributo a Mirko Tomasini, ragazzo della Magic Torino che ci ha lasciati prematuramente. Powerchair Hockey è una grande famiglia e è giusto anche abbracciare e ricordare tutti coloro che con grande passione, con grande impegno, con forza di volontà si sono dedicati e si stanno dedicando e continueranno a dedicarsi a questa disciplina, al Powerchair Hockey. La presentazione degli atleti. Con il numero 5 c'è Ravolo Michelino, con il numero 8 Tonin Venerino, con il numero 9 Michelino Ceravolo, numero 5, Venerino Donin, il numero 8, Daniele Carapelle, il numero 9, Francesco Prima, il numero 17, Nicola Tolla, il numero 41 e il numero 92, Mario Tonin. Questi sono i giocatori dei Magic di Torino allenati da Massimo Tomasini. Massimo Tomasini. Grazie. Tutto pronto per la presentazione dei Madrax. Tutto il calore che ci è consueto perché scendono in campo Iana Madrax Udine con il numero 9. Il capitano numero 9 Benedetta De Cecco, il numero 3 il Bomber, il Divin Comino, Claudio Comino, campione del mondo con la nazionale italiana a Lignano 2018. Il coach e anche il giocatore, il numero 4 Ivan Minigutti, il numero 8 il Piranha Gabriele Torcutti, con il numero 10 è il Nino Maraviglia Diego Masoli, italo-argentino. Il numero 12 è Samuele Marcon. Il numero 12 è il nuovo acquisto, la new entry dei Madrax, Simon Manfredi. Il numero 15 Giorgia Burtoni.
Il numero 20 è Dracula al secolo Marius Bercaru, e il coach ovviamente Ivan Minigutti, con tutti i tecnici, lo staff tecnico, i volontari che fanno parte della famiglia dei Madrax. Ed eccoli gli arbitri, i signori Toldo e Sacilotto. Ed è tutto pronto dopo le presentazioni di rito per andare a disputare questo match che, come detto, per i Madrax può voler dire punti importanti nell'ottica della qualificazione ai playoff, scambio di gagliardetti anche tra Benedetta e Nicola Tolla, il capitano dei Magic di Torino. Si sono sorbiti e sciroppati una lunghissima trasferta, 6 ore di macchina, di auto, di pullman, per arrivare fin qua in Friuli a Butrio per contendere ai Madrax questa vittoria, questo successo. Un ringraziamento ovviamente ad Alberto, che sta curando le immagini in diretta dalla palestra polifunzionale di Butrio. E allora, come detto, Madrax in maglia nero-verde, Torino in maglia blu con inserti gialli come da colori sociali, colori della città di Torino. È tutto pronto per partire. Vediamo chi ha vinto il sorteggio di inizio partita. Un saluto anche a Saul Vadalà, l'ex commissario tecnico della nazionale, ancora campione del mondo in carica, che ha commentato con noi. Ci ha fatto molto piacere averlo ospite ai nostri microfoni. Ha commentato la partita tra i Black Lions di Venezia e i Madrax 2 settimane fa qui a Butrio. Ovviamente aspettiamo Saul per le prossime occasioni. Madrax con il quintetto tipico: Burtone, Comino, De Cecco, Bercaru e Marcon. Già iniziata la partita. Torino invece è in campo con Ceravolo, Donin, Tolla, Carapelle e il portiere prima. Torino in possesso palla, Tolla arriva in copertura Burtone, poi prova anche Comino a far ripartire i Madrax, che recuperano la boccia con la pallina con Marcon che gioca, è una delle due mazze dei Madrax, l'altra è ovviamente il bomber Comino. De Cecco e Burtone sono invece gli sticker in copertura. Comino. Torino sceglie di attendere a copertura della propria porta. Comino cerca il Pertugio, il pallino gli ritorna a disposizione. Ora Comino va a cercare spazio, viene chiuso da Ceravolo. Arriva anche Bercaru per la battuta del calcio di punizione. Ostruzione di Ceravolo ai danni del bomber del Divin Comino. Ancora Claudio Comino cerca il modo di sparare la Berta e poi di precisione prova ad infilare il pallino sotto le ruote, sotto la carrozzina di un paio di avversari. Ferma il pallone Tonin per più di 3 secondi e quindi recupera il possesso Torino. Sono giocati 2 minuti questo primo periodo, si giocano 10 minuti tempo effettivo per 4 quarti di gioco. Tolla va
Fa la copertura Burtone che sta marcando quasi a uomo il numero 41 piemontese. Con la Tolla c'è anche Carappella in zona che va a copertura, togliendo dalla possibilità di Giorgia Burtone l'opportunità di intervenire sul pallino. Poi si scontrano i giocatori, la palla è ancora assegnata a Torino per una irregolarità in copertura. Donin chiede l'intervento tecnico alla propria carrozzina. Sentito evidentemente qualche problema tecnico, ma qualche problema meccanico. Può ripartire l'esperto giocatore con il numero 8 dei Magic Torino. Calcio di punizione per battuta da fermo per i piemontesi. Tolla, Comino prova a togliere la boccia dal possesso del numero 41 torinese. Sempre Burtone in copertura, mentre De Cecco è in linea difensiva assieme a Marcon. È Torino che cerca di fare gioco in questo avvio di partita. Con la Tolla, pericoloso con il pallino sulla mazza. Ancora non è successo nulla, il ritmo di gioco è anche abbastanza basso rispetto a quanto ci siamo abituati a vedere nella gara precedente con Venezia. Le squadre fanno anche attenzione a non sbilanciarsi troppo, a non concedere troppo all'avversaria, e quindi control game. Tolla, buona la copertura di De Cecco, arriva anche Burtone a chiudere il 41 piemontese, che adesso ha il problema di girarsi, deve liberarsi del pallino se vuole uscire dall'impasse. Difatti vedete che anche la ruota della carrozzina di Nicola Tolla gira a vuoto. Però ecco che Tolla si libera finalmente del pallone, del pallino. Bravo anche Tonin ad arrivare a chiudere lo spazio, perché c'era Comino in agguato pronto a sfruttare l'opportunità. E poi Marcon perfeziona il recupero del pallino da parte dei Madrax, che hanno un'opportunità in attacco. 4:26 al termine del primo periodo. Chiuso Marcon, poi pressato da Ceravolo, riesce con una Veronica a liberarsi della palla. Marcon, serve Comino che avanzava sul lato opposto, interviene Donin. Ancora Marcon avrebbe luce, spara il tiro che Tonin blocca. Comino prova a disturbare la ripartenza dei piemontesi, ma il bomber non riesce a entrare in possesso della palla, che è infilata credo sotto la carrozzina di Tolla. Ecco che esce ed è fermata per 3 secondi
Conta fino a 3 l'arbitro. Attenzione che è ancora in gioco invece la partita. La partita è ancora in gioco. 1, 2, 3 secondi. E quindi viene recuperato e ripulito il possesso da parte dei torinesi. 3 minuti e 15 secondi al termine del primo periodo. Ancora 0-0 tra Madrax e i Magic di Torino. Tolla. Carapelle impedisce a Comino di andare a pressare il giocatore in possesso del pallino. Poi anche Donin taglia davanti a Burtone. È un gioco a scacchi, una partita di Power Chair Hockey, l'abbiamo definita così assieme a Saul Vadalà, una partita a scacchi in cui bisogna essere abili a capire i movimenti dei propri compagni, dei propri avversari e a intuire lo sviluppo del gioco con anticipo, anche perché quasi mai si va a giocare il pallino sullo primo sviluppo, ma si attende sempre lo sviluppo successivo per prendere un vantaggio nei confronti dell'avversario. Comino sul lato, non c'è spazio perché c'è agglomerato di carrozzine davanti alla pallina, ed eccolo lì il primo gol di Claudio Comino, che ha cambiato tattica. Invece che sparare rasoterra è riuscito a alzare il pallino con un pallonetto e quindi passano in vantaggio no, attenzione, sì, è gol, gliel'hanno dato. L'arbitro arriva a centrocampo, quindi è Madrax 1, Magic Torino 0, gol, manco a dirlo ovviamente, del bomber Claudio Comino. Però il punteggio non è ancora, sì, 1-0, perfetto. Anche il tabellone del segnapunti del palazzetto di Butrio è stato aggiornato, quindi in chiusura di primo periodo Madrax passano in vantaggio, gol di Claudio Comino, 1-0. Marcon. C'è Comino sul lato, Burtone sta marcando Tolla. Marcon accelera, va verso la porta, fa partire il tiro, ancora Marcon, chiuso però dall'ottima intuizione di Carapelle, che arriva dal lato debole. Pallone lì, prova Tolla ad uscire da Alcatraz portando la pallina in fuori. Ostruzione della coppia Burtone-Comino e quindi possesso e calcio di punizione per il team piemontese. Tolla. Siamo già entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Ora Burtone che si avventura in velocità dietro la linea della porta di Tonin. Interviene Tolla, copertura di De Cecco, con la Tolla che avanza sfruttando i blocchi di Tonin. Il tiro di Tolla è parato da Bercaru che si mette nella traiettoria. Occhio al Madrax, Comino fa partire il tiro e poi al tapping Marcon perde l'attimo buono per realizzare il secondo gol, anche per l'efficace intervento di Marco Tonin. 10 secondi alla scadere del primo quarto, Madrax in vantaggio per 1-0. Prova Tolla,
tutto per tutto allo scadere, tiro di Tolla fermato da Comino, e quindi il primo quarto va in archivio con il punteggio di Madrax 1, Magic Torino 0. Alberto inquadra anche il tabellone elettronico segnapunti di Butrio. Con la zampata del bomber i Madrax sono riusciti a passare in vantaggio. C'è stato anche un pizzico di incertezza sull'assegnazione del gol, sembrava che coppia arbitrale avesse qualche dubbio, ma poi la realizzazione è stata assegnata ai Madrax e dunque 1-0 dopo i primi 10 minuti. Pronti a ricominciare con il secondo periodo di Madrax Udine contro Magic Torino. In campo i friulani, le bisce nero-verdi opposti ai Magic di Torino. Madrax sul parquet del polifunzionale di Butrio con Masoli, intanto anche lui, numero 10, il Nino Maraviglia, assieme a Comino, assieme a Torcutti, assieme a Benedetta De Cecco con il portiere Bercaru, mentre Torino è in campo con il numero 8 Donin, il numero 5 Ceravolo, il numero 41 Tolla, il portiere Tonin, e completa il quintetto piemontese il numero 9 Carapelle. Masoli perde palla con Tolla pronto a ripartire in contropiede, Bercaru la para e quindi applausi per Dracula, l'estremo difensore dei Madrax. Masoli il suo tiro è intercettato da Tolla che riparte. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta su BHTV, canale 113 del digitale terrestre. Un saluto anche a chi sta seguendo questa partita in diretta Facebook sulla pagina dei Madrax. Tifosi neroverdi che adesso applaudono questo sforzo difensivo di Masoli, che sradica la palla dal controllo di Tolla, poi parte in attacco e realizza il 2-0. Diego Masoli, da autentico Nino Maraviglia, gonfia la rete della porta di Tonin e in apertura di secondo tempo i Madrax raddoppiano. Udine 2, Torino 0. Si scatena la torsida nero-verde. Vediamo come reagisce Torino, sempre con Tolla che è la principale fonte del gioco dei piemontesi. Masoli generosissimo va in copertura, arriva anche Donin a dare una mano al suo compagno, cambia lato Tolla sul 2-0 per i Madrax. Adesso la vita è molto più semplice sportivamente parlando sul campo, questa sfida che può valere importanti e preziosissimi punti playoff per i friulani. Tolla finché fa possesso del pallino ben lontano dalla porta di Bercaru. Per i Madrax va tutto molto bene. Sempre Tolla, Masoli è indemoniato, combatte su tutte le linee le tracce di movimento del numero 41 piemontese, che adesso si la deve vedere con un raddoppio difensivo di Comino e Masoli. Non la migliore delle situazioni, sono bravissimi i due giocatori, i due Madrax, a sfruttare ogni possibile errore degli avversari. Masoli ancora va a disturbare Tolla,
praticamente da almeno un paio di minuti Tolla non riesce a superare la linea di 3 quarti campo per l'efficace sbarramento difensivo che i Madrax stanno sviluppando. Adesso Tolla con una serie di sterzate riesce a liberarsi di Comino, ma poi il suo tiro non inquadra lo specchio della porta di Bercaru e riparte il bomber. Comino, c'è luce, spara il tiro, Claudio Comino, la doppietta alla metà del secondo quarto, 3-0 Madrax, doppietta personale del Divin Comino. Adesso partita in discesa per le Bisce friulane, i Madrax, che hanno trovato qui a Buttrio la casa eccellente per questa stagione 2018-2019. Madrax che adesso recuperano anche un altro pallone, sempre con Comino protagonista. Il lancio è verso Masoli, ancora un passaggio all'indietro da parte di Diego Masoli. Chissà quanto si sta divertendo Alessio Moro, che sta sicuramente guardando da lassù questa partita, facendo il tifo, ovviamente senza essere super entusiasta, ma sempre molto critico, come è stata la sua abitudine. Però sicuramente si sta divertendo Alessio Moro. Un grande abbraccio anche alla famiglia di Alessio, ovviamente, che penso stia guardando questa partita, come tutti i supporters, tutti coloro che hanno il nero-verde nelle vene. Masoli, c'è il velo di Torcutti, Masoli cerca spazio, porta il pallino dalle parti di Comino. Comino dà un'occhiata, ancora Masoli, duettano i due bomber nero-verdi. Masoli è dietro la porta, non c'è luce, non c'è spazio, si riparte da Comino che con preziosismo tecnico parte verso la porta avversaria controllando il pallino. La delicatezza del tocco di massa di Claudio Comino. Masoli che invece è più esuberante. Masoli non passa la palla, si resta lì, la recupera Torino, c'è Tonin attento a fermare la boccia, che poi viene recuperata anche da Marco Tolla, da Nicola Tolla, mentre Marco Tonin è il portiere piemontese. Ancora Tolla, chiuso da De Cecco, torna indietro. Mancano 3 minuti alla fine del secondo quarto. La partita sta anche andando via abbastanza veloce rispetto al solito. Ci sono pochi interventi arbitrali, poche interruzioni del cronometro. Comino cerca con lo sguardo Masoli. Comino, serve proprio Nino Maraviglia. Diego Masoli, ci prova lui, si sposta sulla destra, non c'è spazio, la spaziatura non è eccellente nell'attacco dei Madrax, anche perché Comino era andato a intasare proprio una linea di tiro da parte di Masoli, che adesso finisce dietro la porta. Palla persa, ma Comino interviene e permette a Torcutti di impedire la ripartenza dei Magic. Poi Comino spara la Berta da metà campo, bravo Tonin a intercettare, facendosi trovare pronto sulla linea di tiro. Ultimi 2 minuti del secondo quarto.
con la Tolla, Comino in copertura. Non c'è spazio, non c'è modo di attaccare da parte di Torino. Questa scelta della doppia mazza Comino-Masoli sta mettendo in difficoltà la costruzione della manovra del gioco piemontese. Tolla è un po' in difficoltà, essendo anche l'unica mazza torinese. O combina qualcosa lui o c'è poco da fare per i Magic. È anche semplice la vita in difesa per i Madrax, che si devono concentrare essenzialmente su un giocatore solo, ancorché pericoloso come il numero 41 Nicola Tolla. Ripartono i Madrax con Masoli che taglia il campo verso Comino, passaggio mal calibrato. 30 secondi allo scadere del primo tempo, del secondo quarto. Ora Comino che recupera la palla, poi fa partire il tiro, intercettato da Tolla. 15 secondi all'intervallo. Masoli va a chiudere Tolla. Tolla prova a liberarsi sfruttando il movimento di Ceravolo e Donin, ma la sirena indica la fine del secondo quarto e quindi si va all'intervallo con i Madrax in controllo della situazione. 3-0 per le Bisce Friulane, doppietta di Comino e gol di Diego Masoli. Situazione eccellente per il team di Ivan Minigutti. Ora andiamo all'intervallo e ci risentiremo tra circa 9 minuti per l'inizio del terzo quarto. Tutto pronto per il secondo tempo, inizio terzo quarto della sfida campionato di Serie A di Powerchair Hockey. In campo i neroverdi, le Bisce Friulane, i Madrax di coach Minigutti, opposti ai Magic di Torino. 3-0 il punteggio dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. In campo i Madrax attaccano da destra verso sinistra, in neroverde. C'è da riprendere il gioco anche perché non era partito il cronometro. Madrax in campo con la novità di coach Minigutti. Mentre salutiamo tutti coloro che sono in visione, in ascolto, in diretta su BHTV, canale FVG Sport Channel 113. E un saluto, un abbraccio anche a chi ci sta seguendo in diretta Facebook sulla pagina dei Madrax, pagina ufficiale. Dato che ci sono, saluto anche tutti coloro che si godono la sfida in differita su BHTV e in modalità on demand sul canale YouTube di FVG Sport Channel. Siamo multimediali, tutto per godersi al meglio lo spettacolo dello Powerchair Hockey con le Bisce Friulane, i Madrax neroverdi a caccia di punti preziosi nell'ottica della qualificazione ai playoff del campionato di Serie A. Il Powerchair Hockey
Dicevamo in campo novità nel secondo tempo, è entrato coach Ivan Minigutti, che è allenatore e giocatore, numero 4 in nero-verde, che è in campo anche con Burtone, Marcon e ovviamente il bomber Comino, con Bercaru a difesa della porta nero-verde, mentre Torino è in campo con Tonin in porta e poi anche Tolla, Ceravolo, Donin e il numero 9 Daniele Carapelle. Comino riesce a superare la linea di metà campo. Comino spara la Bertra, che fa la barba al palo di destra della porta di Tonin. Poi ancora Marcon aggressivo, ci riprova, ancora l'intercetto da parte di Venerino Donin, numero 8 in maglia blu. Comino dà un'occhiata sulla disposizione in campo dei suoi, c'è Marcon sul lato debole, Comino riesce a fare il giro dell'area, ma pur facendosi beffe della retroguardia piemontese riesce a infilare il pallino dentro la porta dei Magic Torino, e allora con la tripletta del bomber i Madrax vanno avanti 4-0. Poker delle bisce friulane. Ceravolo, bravo Ceravolo a uscire da una situazione di difficoltà, ma c'è anche l'irregolarità da parte dei giocatori piemontesi, quindi il pallino è a disposizione dei Madrac. C'è anche un time out chiesto da Torino. 7:15 al termine del terzo quarto. 4-0 per i friulani. Dal momento che siamo in diretta, dal momento che siamo in diretta e stanno per iniziare anche le partite del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia, possiamo approfittarne per andare a vedere quello che sta succedendo sui campi di calcio in Serie D. L'Arzignano sta vincendo per 1-0 sul Belluno, gol di Maldonado su rigore, mentre l'Union Feltre sta battendo il Bolzano per 1-0, gol di Pasi. Le regionali in campo invece, per quanto riguarda l'eccellenza, si gioca la 10ª giornata di ritorno, sono Cordenons contro Juventina, Flaibano contro Brian Precenico, Gemonese contro Crass, Pro Gorizia contro Fontana Fredda, Lignano contro Tricesimo, Manzanese Lumignacco, Super Derby, Ronchi Fiume Veneto Mania e San Luigi Troviscosa, che è il big match della giornata, al pari di Cordenons Juventina. Il Ciardis Muzzane è di scena a Adria, il Tamai a Montebelluna e il Chions. Grazie. Il Chions ospita il Delta Porto Tolle. Raddoppio intanto del l'Arzignano sul Belluno, 2-0. Ieri sera la GSA ha perso 68-70 per mano della Dinamo Academy Airs Cagliari, partita di cui parleremo a fondo in diretta dalle 18 su BHTV con lo speciale BH Club dedicato al campionato di calcio di Serie A, perché andremo a vivere le emozioni in presa diretta del calcio dell'Udinese impegnata a Napoli, e poi seguiremo anche il derby di Milano, Milan-Inter. Ma avremo modo di parlare anche della gara della GSA, che ieri sera ha perso con Cagliari in casa davanti ai 4.000 e
no, 3.400 spettatori del Palasport Carnera, quasi tutto esaurito, come da piacevole abitudine. C'è tanta gente anche qui a Butrio per la sfida dei Madrax, stanno vincendo 4-0 contro il Magic Torino. Comino arriva al tap-in, Marcon è sfortunato perché la palla tocca mazza avversaria. Dall'altra parte c'è Ravolo, va vicino, c'è Ravolo che ha preso la mazza e quindi cambiato lo schieramento dei piemontesi. Adesso c'è Ravolo che ha sfiorato il gol da una parte, commette autolete dall'altra, sfortunatissimo Michelino Ceravolo, davvero sfortunato il numero 5 piemontese, con un impallo beffardo, mette la boccia, il boccino dentro la rete di Tonin e quindi è 5-0 per i Madrax che adesso stanno dilagando. Due mazze in campo adesso per Torino, anche Ceravolo ad Armanforte a Tolla. Era evidente che da un punto di vista tattico con una sola mazza in campo i piemontesi nulla potevano contro gli ispirati friulani. Adesso un po' più aggressiva la formazione dei Magic di Torino, proprio Ceravolo tenta il tiro, ottimo l'intervento in copertura da parte di Burtone, che sta giocando una partita di grande sagacia tattica, sempre al posto giusto nel momento giusto, Giorgia Burtone. Ancora Ceravolo non supera Bercaru, attento sulla linea di porta a chiudere il primo palo. Marcon arriva Ceravolo a frenare l'incedere del numero 11 nero-verde. Ancora Ceravolo molto aggressivo, la palla però carambola sulla mazza di Comino. 3 minuti e 40 secondi alla fine del terzo quarto, 5-0 per i Madrax. Comino da lontanissimo non inquadra lo specchio della porta, poi anche Marcon prova ad intervenire. Ceravolo, eccellente lavoro di Marcon, 2 contro 1, Comino la mette in mezzo, Marcon con l'assist di Comino. Che gol per i Madrax, scatena la gioia la torsina nero-verde, azione di pregevole fattura, assist di Comino, tapping di Marcon e anche il numero 11 va a segno. 6-0 Madrax. Madrax efficacissimi sotto porta, hanno festeggiato anche con grande trasporto il gol di Samuele Marcon, il primo questa sera. Gli altri gol sono di Comino, tripletta Diego Masoli e poi un autogol sfortunatissimo di Ceravolo per il 6-0 con cui i Madrax stanno portando a casa questa partita. Comino gestisce lui, si avventura in dribbling, Comino, palla che Comino cerca il numero dietro la porta, Comino non riesce, ah sì invece ce l'ha fatta Comino, anche perché ha
prima tentava un pallonetto e poi Tonin, che ha avuto anche un problema nella gestione della carrozzina, vediamo se ci sarà da fissare un po' la porta. C'è un buco nella rete anche dietro nella porta di Marco Tonin, c'è un buco nella rete. Vediamo se i tecnici e i volontari dei Madrax riescono a sistemare in velocità questo problema. 2 minuti e 14 secondi al termine del terzo quarto, 6-0 per i Madrax intanto in questa gara del campionato di Power Chair Hockey Serie A. Madrax convincenti. Torino in vero è stata anche piuttosto sfortunata, perché sul 3-0 è andata vicino al gol con Ceravolo, ma poi sul ribaltamento di fronte lo stesso Ceravolo è stato il protagonista sfortunato in negativo di un'autorete che ha favorito il poker dei Madrax, che poi adesso dilagano fino al 7-0. Anche con questo gol, che io assegnerei a Comino, anche se in realtà potrebbe essere molto più facilmente un autogol piemontese. Super lavoro anche dei tecnici e dei volontari dei Madrax, che sono riusciti a sistemare la rete con un pezzo di scotch messo opportunamente nel posto giusto. 2-14 al termine del terzo quarto. Si riprende. Sono Marcone e Comino le masse dei Madrax, sono Ceravolo e Tolla quelle del... No, è solo Ceravolo invece, perché Tolla è andato a giocare da sticker. Comino intercettato il suo tiro. Parelli, ancora un intervento di Tonin, ma mantengono la pressione i friulani. Ora c'è Ceravolo che prova ad uscire da Alcatraz con una volata sulla fascia sinistra dell'attacco piemontese. Ceravolo perde per un attimo il controllo della pallina, poi recupera, si avventura verso la porta di Bercaru, fa partire il tiro intercettato da Marcon. Ceravolo lo chiude Marcon, quindi lì non c'è spazio per passare. C'è anche Minigutti in copertura, ottimo anche lavoro di Burtone che va a coprire sul palo opposto. E allora Ceravolo deve inventarsi qualcosa di diverso, ma Comino arriva a intercettargli il tiro. Quindi ci riprova ancora Ceravolo, ma mancano 25 secondi allo scadere del terzo quarto. Sempre col punteggio di 7-0 per i Madrax sul Magic Torino. Fa possesso palla Ceravolo. Entriamo negli ultimi 10 secondi del terzo quarto. C'è un'ostruzione e un fallo, e quindi un calcio di punizione per Torino. 10 secondi 9 decimi al termine del terzo quarto. Opportunità per i piemontesi. Assemblamento in grande densità davanti alla porta di Bercaru, quindi respinto il tiro dei piemontesi. Ci prova Comino, Tonin para, e quindi anche il terzo quarto va in archivio con i Madrax avanti 7-0 sui Magic di Torino.
Quarto periodo, pronti a iniziare, quarto conclusivo di questa sfida tra i Madrax e i Magic di Torino, le bisce neroverdi opposti alla formazione piemontese, e quarto periodo fa finalmente il suo esordio il numero 12 dei Madrax, Simon Manfredi. Siamo tutti contenti, c'è anche un pizzico di commozione in tribuna con lui in campo anche Comino De Cecco, il numero 8 Torcutti, e ovviamente in porta c'è Bercaru. 7-0 il punteggio. Torino in campo con Ceravolo, Donin, Carappelle, Tolla e il portiere Tonin. Gli arbitri sono i signori Toldo e Sacilotto. Due mazze per i Madrax, Manfredi e Comino, con Torcutti e De Cecco in copertura. Comino fa possesso palla, è già andato quasi un minuto nell'ultimo periodo. Vi ricordo che poi alle 18 torneremo in diretta su BHT. Attenzione, Manfredi ci prova due volte, viene ribattuto due volte il suo tentativo. Ceravolo è già dall'altra parte. Vi dicevo, oggi alle 18 in diretta su BHTV, speciale BH Club dedicato alla Serie A. Prima seguiamo Udinese, Napoli-Udinese e poi Milan-Inter. Riparte Comino, ottimo Turcutti, doppia copertura, Comino in slalom, alto assist per Manfredi, marcato a uomo praticamente da Ceravolo, che gli ha tolto anche in questa circostanza l'opportunità di andare al tiro. Ceravolo, va in copertura Manfredi, e non c'è spazio, per cui anche Ceravolo fa fatica a trovare qualche pertugio per infilarsi. Adesso in qualche modo riesce ad arrivare nei pressi dell'area di Bercaru, ma De Cecco va a chiudere la traiettoria. Ora Ceravolo, ottimo intervento di Comino, Comino il contropiede, dà un'occhiata in mezzo a Comino, Comino cerca l'assist per Manfredi, taglia davanti a lui Tolla e gli ostruisce la linea, la traiettoria di inserimento. Ancora Ceravolo, sempre il numero 5 piemontese, giocati 3 minuti nel quarto periodo. 7-0 per i Madrax. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta su BHTV e anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dei Madrax Udine. Ceravolo perde palla per l'efficace lavoro di Manfredi e di Torcutti, che hanno chiuso la massa piemontese. Possesso recuperato da Torino, però occhio che la palla è lì, deve fermarla Bercaru, ci si piazza sopra. Vediamo se l'arbitro conteggia i 3 secondi. No, la palla è ancora in movimento, la palla è ancora in movimento davanti alla porta di Bercaru, che poi blocca. 1, 2 e 3 secondi e si salvano i Madrax, sventano la minaccia piemontese. Un time out chiesto dalla panchina friulana, qualche protesta anche dalla panchina dei Magic, che chiedevano un intervento irregolare
dentro l'area di porta di Bercaru. Non sono dello stesso avviso i due fischietti. C'è anche un cambio chiesto dai Madrax, che fanno uscire il bomber Claudio Comino. Vediamo chi entra al suo posto. Entrerà Marcon. Sì, entra Marcon al posto di Comino, ed entra anche Masoli al posto di Manfredi. Quindi cambiano le due mazze delle bice nero-verdi. 5 minuti e 53 secondi, come sta inquadrando anche Alberto, al termine della sfida. Ormai Madrax avanti 7-0, devono gestire il vantaggio accumulato senza sorprese. Continuano le proteste dei piemontesi. Ovviamente solo i due fischietti e i giocatori in campo, stante anche la situazione contingente proprio di una partita di Power 6 hockey. Solo loro hanno una visuale ottimale per poter stabilire cosa stia succedendo. È chiaro che dalla tribuna non sempre, soprattutto quando c'è un agglomeramento di carrozzine in pochi metri quadrati, non sempre si riesce a capire dove stia la pallina. Solo gli arbitri hanno una visuale precisa e non siamo in grado, anche volendolo fare, e non vogliamo farlo, ma anche volendolo non siamo in grado di giudicare o di valutare le chiamate dei due fischietti. È ripreso il gioco con il Nino Maraviglia, Masoli in possesso della pallina. Ancora Masoli, chiude sul primo palo ottimamente Marco Tonin. Masoli allora si spazia ancora rispetto ai giocatori avversari. Ha ancora chiuso il giocatore italo-argentino. Marcon. Lo scontro anche violento con Tolla, che toglie il pallino dal controllo del numero 11 nero-verde. Ancora cambiata la mazza piemontese, ora è Donin che ha il possesso della boccia. Hanno giocato mazza prima Tolla, poi Ceravolo e ora in quest'ultimo quarto Tonin. Mancano 4 minuti e mezzo al termine. Le ha provate davvero tutte Torino, ma con una sola mazza a disposizione è anche difficile riuscire a essere efficaci sotto porta, mentre quasi sempre i Madrax hanno avuto due mazze in campo, anzi praticamente sempre. Situazione tattica che favorisce chiaramente chi cerca di costruire il gioco. Adesso è andato ancora al tiro Donin, senza inquadrare lo specchio della porta di Bercaru, ma con trattenuto. Quindi fallo subito dal numero 11 nero-verde e possesso per i Madrax. Masoli. Squadre sono anche stanche in campo adesso, perché siamo ormai addirittura d'arrivo in termine di questa sfida. Masoli però non conosce la parola stanchezza, sempre molto vivace, molto frizzante su ogni pallino. Adesso siamo dietro la porta per Marcon, non riesce il tapping, continua la pressione dei Madrax. Adesso Marcon che si gioca la propria opportunità.
va in copertura Ceravolo che chiude la traccia di movimento del numero 11 nero-verde. Marcon porta a spasso la palla senza trovare modo di andare al tiro, lo fa ora ma un tiro debole, fiacco, ben controllato da Donin che si avventura nella metà campo d'attacco. 2 minuti e 20 al termine. Donin prova a piazzarla, respinto il suo tentativo. Ancora Ceravolo che invade la banda laterale, quindi possesso per i Madrax. Altro cambio, rientra Minigutti, coach, al posto di Benedetta De Cecco. Applausi anche per Benedetta, capitana nero-verde. Un po' di discussioni sulla panchina piemontese. Francamente da qua non sono in grado di capire che cosa si stiano dicendo il coach Tomasin e l'arbitro. Si può riprendere, mancano 2 minuti e 11 secondi, può entrare in campo Minigutti. E dunque il quintetto dei Madrax è formato da Masoli, Minigutti, Torcutti, Marcon e il portiere Bercaru. Masoli. Sempre in mezzo a 3 avversari il Niño della Maraviglia. Arriva Marcon per impostare una nuova trama d'attacco dei Madrax. Siamo già negli ultimi 2 minuti di gara. Marcon, slalom, lo chiude Donini e quindi anche per Venerino Donin un buon lavoro in difesa. Masoli non riesce a far filtrare il pallino sotto la carrozzina del portiere piemontese Marco Tonin. Occhio che siamo lì, la palla danza sulla linea di porta, la ferma Tonin. 1, 2, 3 secondi e possesso recuperato da i Magic di Torino. 67 secondi alla fine. A chiusura di questa sfida daremo subito la linea a BHTV per il proseguio del palinsesto e poi torneremo in diretta dal BH Pub di Campoformido per lo speciale BH Club dedicato alla Serie A di calcio. Donin, ultime opportunità per i Magic di Torino, 45 secondi al termine. Torino meriterebbe anche forse il gol della bandiera quantomeno. Siamo 7-0 per i Madrax che soprattutto nei 2 quarti centrali hanno sfruttato appieno e a dovere tutte le occasioni avute per gonfiare la rete della porta di Tonin. Anche 2 autogol da parte dei piemontesi che hanno favorito e spianato la strada per il successo ai Madrax, che dunque restano nelle zone nobili della graduatoria della classifica del campionato di Serie A di Power Chair Hockey. E mi fa anche piacere salutare la prima vittoria in diretta TV della formazione di coach Minigutti. Masoli, 7 secondi, ultima azione, va a copertura Donin che spara al tiro parato da Bercaru e su questa azione si conclude il match con la vittoria dei Madrax per 7-0 sui Magic di Torino. Tripletta di Comino, 2 autogol piemontesi, un gol per Masoli e un gol per Samuele Marcon. 7-0 e i Madrax festeggiano la vittoria, la seconda consecutiva dopo il Sacco di Varese, e restano
in zona playoff. Grazie ad Alberto per averci seguito, per averci regalato le immagini in diretta da Buttrio, grazie a voi per averci seguito, un saluto e un arrivederci, sempre sia sul Facebook dei Madrax, sia ovviamente sul network BHTV FVG Sport Channel. Ciao a tutti!